Le locali del Valle d'Agro Crespano in divisa giallo-blu, guidate da Vincenzo Munaron, giocano con Eva Artuso alzatrice, il capitano Alessia Bernardi opposto, Chiara Artuso ed Elisabetta Di Fede schiacciatrici, Anna Rizzardo e Claudia Foggiato centrali, Lisa Sibillin libero. Le ospiti veronesi della Libertas Montorio, in tenuta nera con bande bianche, allenate da Matteo Gadioli, schierano l'alzatrice Anna Schibuola, l'opposto Eleonora Cenzon, le schiacciatrici Laura Vanzetta e Aurora Coatti, le centrali Michela Soriato e Silvia Tamellini, il libero Silvia Malizia. Il Crespano inizia a corrente alternata mostrando alcune positive azioni offensive ma anche grossolani errori in ricezione e scarsa reattività in difesa. Il Montorio si porta avanti sul 9-4, ma pure le veronesi sono prodiche di errori in attacco e in battuta, favorendo il recupero delle gialloblu sul 10 pari. Nella seconda metà del set, le ospiti impongono la loro superiorità in attacco, colpendo soprattutto con l'opposto Eleonora Cenzon. Una doppia di Eva Artuso e altri errori della difesa trevigiana agevolano la fuga del Montorio che dilaga sul 21-13. Le ragazze del Valle d'Agro vanno a segno con l'opposto Alessia Bernardi e a muro con Anna Rizzardo, ma le veronesi rispondono col muro della Tamellini sulla stessa Rizzardo, conquistando la prima frazione per 25-19 con l'attacco vincente di Eleonora Cenzon. Vincenzo Munaron fa entrare la banda Monica Toffolo per la Di Fede. La ripresa comincia nel peggiore dei modi per le giallo-blu. Il servizio di Anna Schibuola crea gravi problemi alla ricezione trevigiana e il Montorio piazza subito il break portandosi sul 5-0. Alessia Bernardi e Monica Toffolo passano dai lati, ma la ricezione del Crespano, fragile e imprecisa, impedisce la costruzione di attacchi efficaci a tutto vantaggio delle ospiti, che vanno a segno agevolmente con le bande Vanzetta e Coatti, espandendo progressivamente il gap sul 15-7. Le locali colpiscono col primo tempo di Claudia Foggiato, poi si spegne la luce e si assiste soltanto a un lungo monologo del Montorio, che domina in tutti i fondamentali, neutralizza gli attacchi del Crespano, contrattaccando appunto più volte con l'opposto Eleonora Cenzon. Coach Gadioli inserisce la banda Giorgia Morandini per la Vanzetta e l'alzatrice Giulia Prato per la Schibuola. La ricezione errata di Chiara Artuso chiude il secondo set, vinto nettamente dalle ospiti per 25-10. Il Crespano riparte con Elisabetta Di Fede al posto di Chiara Artuso, mentre la centrale Paola Brombal subentra ad Alessia Bernardi e Anna Rizzardo viene impiegata nel ruolo di opposto. La ricezione delle giallo-blu va nel pallone. Le trevigiane non riescono a costruire azioni d'attacco né a difendere le conclusioni avversarie subendo un imbarazzante blackout. Il Montorio spadroneggia colpendo in contrattacco con Aurora Coatti ed Eleonora Cenzon, mentre a muro si distingue particolarmente la centrale Michela Soriato. Le veronesi non incontrano alcuna resistenza, mettendo a segno un break terrificante che le proietta sul 14-2. La Sibillin sbaglia in ricezione, la Rizzardo è murata dalla Tamellini e le bianconere allungano ancora sul 20-4. Coach Munaron fa rientrare Alessia Bernardi al posto della Rizzardo. Il match sembra già finito, invece le ragazze di casa producono un'imprevedibile rimonta, innescata da una serie di battute ficcanti di Monica Toffolo che poi colpisce con un bel contrattacco in pipe. Vanno a segno anche la Di Fede e la Bernardi, mentre il Montorio si fa prendere dal nervosismo infilando un'interminabile sequenza di errori. Punto dopo punto il Crespano riesce quasi ad annullare l'enorme passivo. Quasi, perché sul 23-21 le giallo-blu non chiudono due contrattacchi sbagliando con l'affoggiato. L'incredibile rimonta delle trevigiane svanisce con la ricezione errata della Di Fede, che sancisce la meritata vittoria del Montorio. L'andamento del campionato direi che è partito bene, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto dei cali per infortuni vari, influenze, siamo state un po' sfortunate, quindi abbiamo perso parecchi punti, però adesso siamo ancora quinti, cerchiamo di rimontare e speriamo di raggiungere i playoff per raggiungere la promozione. Tutte lo speriamo, però
non dipende solo da noi ma anche dagli risultati delle altre squadre. Questa sera siamo molto contenti di aver preso i 3 punti che per noi sono molto importanti per raggiungere quelli che sono i